Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto per quanto riguarda questa edizione flash del pomeriggio del nostro web giornale. Era di origini friulana, la donna morta nel sinistro, verificatosi questa mattina intorno alle 12:30 in via Beltramini a San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso, dove a scontrarsi frontalmente sono stati un camion e l'autovettura condotta dalla vittima. Tremendo l'impatto, per la donna purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto è giunto celermente il personale del SUAM e i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri che si sono occupati dei rilievi. La vittima è Monica Picco, 59 anni, originaria di San Daniele del Friuli. Il leso l'autista, un bosniaco di 41 anni. A causa dell'incidente l'arteria provinciale è rimasta bloccata per diverso tempo per poter permettere successivamente ai vigili del fuoco e ai soccorsi meccanici di liberare la sede stradale. Oggi in Friuli Venezia Giulia, su un totale di 4.676 test e tamponi, sono state riscontrate 864 positività al Covid-19. Nel dettaglio, su 1.862 tamponi molecolari sono stati rilevati 218 nuovi contagi. Su 2.814 test rapidi antigenici realizzati sono emersi 646 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti 186. Lo rende noto la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia nel bollettino quotidiano. Nella giornata odierna si registrano 5 decessi. Governatore Frediga ha presentato oggi un importante accordo con Ryanair e 2 nuove destinazioni. L'obiettivo è quello di potenziare la connettività internazionale del Friuli Venezia Giulia. Sì, andiamo a potenziare 6 voli nazionali con un aumento di frequenze, con alcuni scali, penso in particolar modo a Bari, dove aumenteranno a Palermo. Ma poi appunto l'introduzione di 2 nuove rotte internazionali, Barcellona e Dublino, che si sommano a quelle già presenti a livello internazionale, che sono Valencia, Londra, Bruxelles che ripartirà con l'estate 2023, quindi da aprile 2023, quindi una serie e Malta ovviamente, quindi una serie di nuove opportunità di mobilità per i Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto di mobilità per chi vuole venire in Friuli Venezia Giulia a conoscere la nostra regione. In prospettiva quindi è previsto anche un potenziamento del polo intermodale? No, adesso già il polo intermodale mi sembra che sia strutturato bene, dobbiamo adesso riempirlo, perché la verità è che noi siamo l'unico aeroporto dove il Frecciarossa arriva in aeroporto. Stiamo vedendo anche di fare ovviamente tutta la parte mobilità su gomma, rafforzarla sempre di più, c'è la parte ovviamente di scambio e la parte aeroportuale, quindi l'obiettivo ovviamente è di sfruttare al meglio un'infrastruttura sicuramente strategica, ma che deve trovare ovviamente un maggior numero di passeggeri per sfruttare appieno le sue potenzialità. Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.